Buonasera, benvenuti al TG Sicilia. Vediamo i titoli di questa edizione. Almeno 6 le persone indagate per la morte del piccolo Vincenzo caduto in un pozzo artesiano nelle campagne di Palazzola Acreide. Tra questi il proprietario del terreno e alcune operatrici. Verifiche anche sulla tempistica dei soccorsi. Basta morti bianche, l'appello della CGIL di Agrigento dopo l'incidente costato la vita a un giovane canicattinese schiacciato da un muletto in un cantiere edile. L'operaio doveva sposarsi. Una donna contesa, sarebbe questo il movente del delitto di Mascali, interrogato in carcere a Catania l'uomo che ha ucciso il rivale in amore. L'assassino nega la premeditazione. Crisi idrica a Messina, acqua razionata per risparmiare quanto più possibile ed evitare il blackout idrico. Il sindaco Basile si rivolge ai cittadini per evitare sprechi. A Catania, corsa contro il tempo per rimuovere tonnellate di spazzatura. In città la differenziata non decolla. Il sindaco trantino a Sicilia 24 Focus dice è colpa dei cittadini. Da lunedì giro di vite contro gli incivili. Grandi stelle del cinema nella 70ª edizione del Taormina Film Festival, presentata a Palazzo Corvaia. Sharon Stone e Nicolas Cage, ma anche Christian De Sica e Carlo Verdone. Il via il 12 luglio con i nastri d'argento. E infine il calcio, definiti i gironi di Serie C, in quello meridionale giocherà la Juventus Next Generation. Sul fronte mercato, dopo Carpani, in arrivo in casa Catania il portiere Adamonis. Bentrovati. La morte del piccolo Vincenzo caduto in un pozzo artesiano nelle campagne di Palazzolo Acreide. La procura ha iscritto nel registro degli indagati almeno 6 persone, il proprietario del fondo e alcune operatrici. Verifiche anche sulla tempistica dei soccorsi. Intanto la mamma del bambino scrive uno straziante messaggio su Facebook e dice: il mio cuore si è fermato con il tuo. Angelo Gagliano. Primi indagati, almeno 6, per la morte del piccolo Vincenzo, finito in un pozzo artesiano nelle campagne di Palazzolo Acreide. Si tratta del proprietario del terreno e alcune operatrici presenti in quel momento. È un atto dovuto per disporre l'autopsia in programma la prossima settimana come atto irripetibile. La procuratrice di Siracusa, Sabrina Gambino, e il sostituto Davide Viscardi hanno eseguito con i carabinieri un sopralluogo. Sul luogo della tragedia la procura intende verificare anche la tempistica dei soccorsi, chi era responsabile della sorveglianza dei bambini e se il pozzo fosse stato messo in sicurezza. Al momento l'ipotesi di reato è omicidio colposo. La procura valida anche la ricostruzione fatta da un testimone che abita accanto all'area in cui si trova il pozzo. Dal suo racconto ci sarebbero stati dei ritardi nei soccorsi. La tragedia ha scosso profondamente Palazzolo Acreide e tutto il paese, dove sono stati sospesi i festeggiamenti in onore del santo patrono, e la comunità della scuola frequentata da Vincenzo si stringono al dolore della famiglia. Toccante il posto della mamma della piccola vittima. Il mio cuore si è fermato insieme al tuo in quel maledetto pozzo. Ti amo, scrive su Facebook Paola Carnemolla. Resta ricoverata all'ospedale Umberto I di Siracusa in stato di shock profondo la donna che ha tentato di salvare Vincenzo calandosi dentro il pozzo prima dell'arrivo dei soccorsi. Ed anche lei tra gli indagati. E dall'associazione Rampi, che custodisce la memoria di Alfredino, morto in un pozzo artesiano, arriva l'accusa: da Vermicino nulla è stato fatto per la prevenzione. C'è un'ultima ora, i vigili del fuoco sono arrivati al pozzo dove ieri appunto è caduto il bambino dopo soli 10 minuti dalla chiamata di soccorso. I vigili del fuoco di Palazzola Acreide, afferma il Dipartimento dei Vigili del Fuoco appunto e del Soccorso Civile, sono giunti alla contrada Falabbia in poco più di 10 minuti dalla chiamata ricevuta dalla sala operativa. Una volta sul posto i pompieri si sono calati immediatamente per recuperare la ragazza. Purtroppo nulla hanno potuto fare per salvare il bambino. C'è questa nota appunto da parte dei soccorritori. Andiamo avanti, disposta l'autopsia sul corpo del giovane di Canicattì, morto questa mattina in un cantiere edile, schiacciato da un muletto. L'intervento della CGIL di Agrigento che dice basta morti bianche, basta con i subappalti. Davide Sardo.
Giovanissimo, 21 anni, prossimo alle nozze, Angelo Giardina è l'ennesima vittima sul lavoro, un bollettino di morte quotidiano. Lavorava come operaio da una settimana appena in un cantiere edile allestito in via Vittorio Emanuele, nei pressi del cosiddetto ponte obliquo a Canicattì, in provincia di Agrigento. Il giovane operaio è stato schiacciato da un carrello elevatore, probabilmente in manovra. Immediato l'allarme lanciato dai colleghi, ma per lui non c'è stato nulla da fare. La procura di Agrigento ha avviato un'inchiesta disponendo l'autopsia. I sindacati puntano il dito contro le leggi inadeguate a tutelare i lavoratori, consentendo subappalti a cascata. Questi artigiani che devono svolgere questo lavoro devono correre. Pretendono dai lavoratori che si corre. Gli incidenti nascono perché si corre, perché non si prevedono le giuste misure di prevenzione, e quindi ancora oggi piangiamo una morte annunciata. La Corte d'Assise di Catania ha condannato all'ergastolo Paolo Censabella e Antonino Marano, conosciuto come il killer delle carceri, per l'omicidio di Dario Chiappone, il 27enne gerrese ucciso con 16 coltellate alla gola e al torace a riposto la sera del 31 ottobre del 2016. Il movente, secondo la Procura distrettuale di Catania, sarebbe passionale e anche economico, collegato al rapporto che la vittima aveva con una donna che era stata legata sentimentalmente proprio a Censabella. E adesso veniamo ad un altro omicidio a Mascali, nel Catanese. È stato interrogato a Catania Giampiero Blanco, l'assassino del rivale in amore Antonino Raciti. Ha risposto alle domande del giudice. La fidanzata della vittima aveva una relazione anche con l'assassino e sarebbe proprio questo il movente. Sentiamo Desiree Ferlito. Ha risposto a tutte le domande del giudice Giampiero Blanco, interrogato nel carcere di Piazza Lanza a Catania. L'uomo, accusato di aver accoltellato a morte Antonino Raciti a Mascali, con il quale si contendeva una donna, ha ricostruito la dinamica degli avvenimenti, negato la premeditazione e fornito spunti per le indagini. A quanto risulta agli investigatori, l'omicida aspettava la vittima sotto casa, pare per recuperare degli oggetti della ragazza lasciati da lui. Una rivalità accertata, quella tra vittima e carnefice, entrambi a conoscenza della realtà dei fatti, cioè che la fidanzata di Raciti aveva intrapreso da qualche tempo una frequentazione anche con Giampiero Blanco. La ricostruzione del drammatico delitto partirà dall'esame dei telefoni cellulari della vittima e dell'imputato, che servirà a recuperare anche tutte le chat eventualmente cancellate. Al vaglio degli investigatori uno scambio accesissimo di messaggi tra Raciti e la sua ragazza il giorno dell'omicidio, molti dei quali cancellati dalla vittima. Blanco si interpone, è disponibile a un confronto con Antonino sulla relazione che ha intrapreso con la ragazza contesa. L'assassino aspettava Raciti sotto casa con l'arma del delitto, che pare non sarebbe una forbice da cucina, ma un attrezzo appuntito e affilato simile a quello usato dai barbieri. A Palermo 2 malviventi a volto coperto, armati di un coltello, hanno tentato di rapinare il titolare di una rivendita di tabacchi di Piazza San Francesco, che però ha reagito e li ha fatti fuggire. Sempre a Palermo, furto con vetrina spaccata alla caffetteria dell'Orto Botanico. Un uomo è entrato nel locale e ha portato via bottiglie di superalcolici e cibo con danni per migliaia di euro. Chiudiamo con la cronaca e parliamo invece dell'emergenza siccità e soprattutto della crisi idrica a Messina. Razionamento dell'acqua, il comune e l'AMAM, l'azienda idrica, hanno ridotto gli orari di erogazione per risparmiare quanto più possibile ed evitare un pericoloso blackout. Francesco Triolo. Meno acqua per tutti. Dopo Agrigento anche a Messina è scattato il razionamento della distribuzione dell'acqua con una tabella che l'AMAM, la partecipata che gestisce gli acquedotti, ha diffuso con le zone e le ore di erogazione. La riduzione serve a far fronte alla minore portata delle varie fonti alla città, una decisione che nasce dal voler prevenire una condizione di gravità come in altre parti della Sicilia, perché Messina, pur non essendo nelle condizioni gravissime nelle quali è per esempio Agrigento e la sua provincia, deve avviare le procedure per risparmiare quanta più acqua possibile. Il sindaco
Basile si è affidato ai cittadini e ad un uso responsabile, meno acqua un po' per tutti per evitare che si arrivi al blackout idrico. In alcuni rioni, Castanea, Giostra, via Palermo e Annunziata, arriverà solo per 3 o 4 ore, a 5 ore o 5 ore e mezza arrivano invece molte zone popolose come il CEP, Villaggio Urra, Minissale e Contessa Sud, con una riduzione di 2 ore. La riduzione di portata più preoccupante è quella legata all'acquedotto della Santissima, che è passato da poter erogare 200 litri al secondo in inverno e 150 in estate agli attuali 100. Anche i pozzi cittadini hanno avuto riduzioni del 30-40%, ma è la portata del fiume Freddo a preoccupare maggiormente, calata del 60%. AMAM ha chiesto alla Regione di poter avere l'autorizzazione a poter abbassare il punto di pompaggio di qualche metro per avere maggiori margini. E adesso un'altra emergenza rifiuti a Catania, corsa contro il tempo per rimuovere tonnellate di spazzatura. Intanto il GIP motiva il provvedimento di chiusura della discarica e parla di comportamenti procedurali ambigui da parte delle pubbliche amministrazioni. In città intanto non decolla la differenziata e da lunedì pugno duro contro gli incivili. Sentiamo Tonino De Mana. La catastrofe igienico-sanitaria è stata evitata, ma basterà un minimo intoppo nella gestione dei rifiuti per scatenare l'inferno e ripiombare nell'incubo. In attesa dei termovalorizzatori, se ne è riparlata 3-4 anni, Catania ed oltre 200 comuni della Sicilia orientale vivono nel limbo, navigano a vista e a volte affogano nell'immondizia. Lo stop imposto dal Tribunale di Catania alla discarica di Lentini, le successive ordinanze di Schifani e il conseguente caos sulla raccolta indifferenziata sono l'esempio di un sistema che fa acqua da tutte le parti. Lo mette nero su bianco anche il GIP Stefano Montoneri, che nel provvedimento di chiusura del sito di Coda Volpe, ora riaperto, parla di contraddizioni e comportamenti procedurali ambigui e ondivaghi da parte delle pubbliche amministrazioni. Il magistrato fa riferimento anche alla Sicula Trasporti, in amministrazione giudiziaria, stretta in una situazione paradossale, tanto da dover interrompere l'attività per evitare di operare in modo illegittimo. Intanto, Catania cerca di ritornare alla normalità con gli autocompattatori che da 48 ore fanno la spola con la discarica di Lentini per smaltire le tonnellate di spazzatura riversate in strada. Per fronteggiare nuove emergenze, il Comune ha deciso di utilizzare il pugno duro contro gli incivili. Da lunedì i rifiuti non conformi non verranno più ritirati e i trasgressori saranno segnalati alla polizia locale. E sull'argomento è intervenuto oggi al nostro appuntamento con Sicilia 24 Focus il sindaco Enrico Trantino. Sentiamolo. Ma non vogliamo capire che stiamo noi compromettendo il futuro di questa città. Già abbiamo un problema non indifferente con il luogo in cui andare a conferire, perché tra poco la Sicula Trasporti non prenderà più i nostri rifiuti se continuiamo a portare tutto questo indifferenziato. Abbiamo un problema determinato da una politica regionale che per anni non ha voluto realizzare l'inceneritore e oggi ci troviamo quindi schiavi delle discariche. Rispetto a tutto questo io non posso offrire soluzioni con la bacchetta magica, perché chiaramente ho dei poteri limitati, però nel momento in cui tutti quanti facciamo il nostro dovere state sicuri che il problema di emergenza non sussisterà più. Se noi vogliamo stare invece in una condizione di precarietà che poi alla fine si riverbererà contro tutti, allora continuiamo così. Continuiamo con coloro i quali ospitano turisti, che quindi dal turismo dovrebbero vivere la loro condizione di sostegno finanziario, che continuano a buttare attraverso le donne di servizio i rifiuti già compreso l'organico e indifferenziato a mezzogiorno di ogni giornata. Non funziona così. Bisogna adeguarsi organizzativamente a un nuovo impianto, a un nuovo metodo che faccia completamente trasformare il nostro modo di agire. Non basta neanche forse la sola comunicazione. Oggi questa mattina al Teatro Massimo stiamo cercando di immaginare un videoclip con un concerto di alcuni orchestrali del Teatro Massimo in mezzo a una discarica. Vogliamo dare proprio l'esempio che la città non è più in condizione di sostenere questo ritmo. Io l'altro giorno semplificativamente concludevo con una frase che ribadisco oggi: dipende da noi se vivere da uomini tra uomini o se invece vivere tra blatte e topi. Dopodiché non venite a pigliarvela col Comune di Catania, non venite a pigliarvela con nessuno, perché dipenderà e sarà solo colpa vostra. E adesso a Palermo, perché tra poche ore inizia un nuovo weekend e quindi forze di polizia in strada, presidi fissi e telecamere per la movida. Nel capoluogo scatta il piano del prefetto Mariani per arginare i continui episodi di violenza. Ci racconta tutto Marco Gullà.
Le ultime aggressioni in pieno centro a Palermo hanno nuovamente acceso i riflettori sulla movida selvaggia del capoluogo e da questo weekend, partendo da stasera, scenderanno in campo più pattuglie e ci saranno accurati controlli per garantire la sicurezza nel quadrilatero del centro storico. A deciderlo è il prefetto di Palermo Massimo Mariani nel corso della riunione del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica convocata in prefettura con all'ordine del giorno la questione della violenza nel cuore della città. E poi aumento delle telecamere per garantire almeno 2000 occhi su tutta la città, comprese le borgate marinare di Mondello e Sferacavallo. Episodi di violenza come quello avvenuto sabato scorso non sono tollerabili in una città come Palermo, ha detto il prefetto Mariani, riferendosi all'aggressione subita da un ricercatore palermitano. L'irrobustimento dei controlli e l'aumento delle pattuglie è parallelo anche al flusso di ragazzi che nel periodo estivo ovviamente escono di più. La violenza ormai è dilagante in via Lumia, è dilagante al centro storico, è dilagante dinanzi il Teatro Massimo, è dilagante un po' dovunque. Noi comitati ci stiamo facendo rete per cercare di chiedere con forza, stavolta in maniera assolutamente determinata, aiuto e collaborazione soprattutto al prefetto, che è colui che si dovrebbe occupare dell'ordine pubblico. La prossima settimana verrà firmato inoltre l'accordo con le associazioni dei commercianti per il collegamento delle videocamere dei negozi alle centrali operative delle forze dell'ordine e alla control room della municipale. Il sindaco di Palermo, intanto Roberto Lagalla, dal canto suo replica con le classifiche ribadendo che il capoluogo è sicuro. I fatti però in questo momento sembrano dire altro. Adesso andiamo alla Regione. Il presidente Schifani conferma che entro fine luglio ci saranno delle novità per quanto riguarda la sua giunta, ma intanto si dice deluso da 3 assessori, Turano, Pagana e Di Mauro. Per gli ultimi 2 ha pesato soprattutto la caotica vicenda della chiusura della discarica di Lentini. Manlio Viola. Rimpasto sì, è necessario e si farà entro la fine di luglio, forse anche prima. A bocce ferme, dopo che Tamaio ha deciso di restare in Sicilia lasciando spazio a Caterina Chinnici e a Bruxelles, almeno queste le scelte dentro Forza Italia, adesso è tempo di parlare di rimpasto e lo ammette anche il governatore Renato Schifani. Le scelte le farà lui in autonomia, annuncia Schifani, che manda le prime avvisaglie. Sono 3 gli assessori dai quali si dice deluso: Mimmo Turano, assessore della Lega, delegato a istruzione e formazione professionale, che non avrebbe dato seguito agli impegni assunti dall'intero governo della regione, e poi Elena Pagana e Roberto Di Mauro, non tanto per le rispettive attività da assessore, quanto per il mancato coordinamento fra gli uffici del territorio e ambiente e dell'energia e rifiuti nella vicenda della discarica di Lentini. Non sono veri e propri avvisi di sfratto, ma segnali chiari. Che con Mimmo Turano non corresse buon sangue era cosa risaputa. Elena Pagana invece lascerà per accordi di partito la giunta, mentre Roberto Di Mauro probabilmente resterà. Certamente ci sarà da sostituire Marco Falcone, che va a Bruxelles, ma Schifani non ha intenzione di far ruotare le deleghe e annuncia che per il bilancio sceglierà una persona di comprovata esperienza, che non sarà probabilmente Gaetano Armao. Non cambieranno neanche gli equilibri. Schifani continuerà a riferirsi al risultato delle regionali del 2022, quindi il numero degli assessori per ogni formazione politica non cambierà per nessuno, DC ed MPA compresi. I 20 anni di Addio Pizzo, che festeggia questa ricorrenza con una mostra particolare. Vediamo. Nella notte tra il 28 e 29 giugno del 2004, Palermo, per la prima volta nella sua storia, si risvegliò tappezzata da centinaia di adesivi listati a lutto con il messaggio: un intero popolo che paga il pizzo è un popolo senza dignità. Sono passati 20 anni da quella data che segnò una svolta nella lotta al pizzo e alle estorsioni lanciata da Addio Pizzo. Gli attacchini dell'associazione antiracket per il 20° anniversario hanno deciso di raccontare attraverso una mostra Addio Pizzo 20 la storia e il percorso di cittadinanza attiva. Indubbiamente quel momento è stato un punto di non ritorno. La comunità palermitana era pronta ad accogliere il messaggio di Addio Pizzo e nulla più è stato lo stesso. E finalmente si poteva parlare del pizzo in modo chiaro, netto. Quell'adesivo ha scosso le coscienze e ha portato ad una rivoluzione che 20 anni dopo vede migliaia di cittadini e di consumatori sostenere le imprese che denunciano il pizzo. In questa mostra che vedete nelle immagini ci sono foto, video, stampe, disegni originali e articoli di stampa che scandiscono la rottura del tabù e dell'omertà sul pizzo, il supporto a commercianti e imprenditori che hanno trovato il coraggio di denunciare.
Per noi è un modo di raccontare e mostrare alla città e anche a chi viene da fuori quello che è stato fatto, quello che è cambiato in questi 20 anni. È una mostra ospitata dal No Mafia Memorial, che ci ha dato un grande aiuto, è divisa in 4 aree tematiche, quindi abbiamo il cambiamento culturale, un inizio di cambiamento culturale, i commercianti, le denunce, abbiamo poi il lavoro nelle scuole e delle scuole e l'inclusione sociale, quindi il lavoro direttamente nei quartieri. Parliamo del premio Cronisti 2024, tra i premiati c'è la nostra collega Lorena Dolci e targa alla memoria al compianto Natale Bruno. Lorena ha raccontato il caporalato a Paternò e la condizione dei braccianti sfruttati nelle campagne. Natale è stato ricordato per il suo costante impegno invece nella cronaca giudiziaria. Piccola colata lavica dal vulcano Stromboli generata dalla Bocca Nuova. La lava fuoriesce per circa un centinaio di metri e produce il rotolamento di blocchi lungo la sciara del fuoco. L'ampiezza media del tremore vulcanico si colloca su valori alti, e quanto emerge da osservazioni dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo di Catania. E adesso invece il grande cinema. Sharon Stone e Nicolas Cage sono 2 dei grandi nomi del cinema internazionale che saranno presenti al Teatro Antico di Taormina nella 70ª edizione del Taormina Film Festival diretto da Marco Müller. Sarà un'edizione che coniugherà divismo hollywoodiano ma anche dimensione umana e soprattutto grande attenzione per la Sicilia. Roberta Lunghi. Dall'avventura action al thriller psicologico, dall'horror alla romantic comedy, con una parata di star internazionali. Sharon Stone e Nicolas Cage e poi Bella Thorne, Rebecca De Mornay, per citare alcuni nomi. L'edizione numero 70 del Taormina Film Festival è stato presentato oggi a Palazzo Corvaia, svelati film e molti dei protagonisti che arriveranno a Taormina dal 12 al 19 luglio, dal neo direttore artistico del festival, Marco Müller, già 8 volte alla direzione della mostra del cinema di Venezia. Lo start è il 12 luglio con l'evento speciale dei Nastri d'Argento. In un omaggio alla commedia italiana, grandi protagonisti al Teatro Antico saranno Christian De Sica e Carlo Verdone. Dal 13 poi il gala con le proiezioni dei 7 titoli anticipati, sempre da Proiezioni, Suoni e Parole prima del film. Iniziativa che spazia nelle arti, voluta da Gianna Fratta, direttrice artistica della Fondazione Taormina Arte. 4 le prime mondiali e opere prime e seconde. Si parte il 13 luglio con l'horror statunitense St. Clair con Bella Thorne, tra gli altri anche il thriller psicologico The Surfer con Nicolas Cage. Tanto interessante il ping pong tra Teatro Antico e proiezioni a Palazzo dei Congressi, dove la Sicilia diventa guest star in un intento preciso di valorizzazione del cinema prodotto nell'isola. Le Sicilie sono stati laboratori diversissimi, cioè, i film che si sono fatti a Palermo sono diversi da quelli che sono fatti a Catania, di esperienze che poi delle volte erano anche in anticipo sui tempi. Conto alla rovescia innescato dunque per il Taormina Film Festival, promosso e organizzato dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia, con il sostegno dell'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, della Sicilia Film Commission del Comune di Taormina e del Ministero della Cultura, certi che saranno 8 intensi giorni di emozioni, di grande cinema sotto le stelle. Facciamo una breve pausa, tra poco torniamo con il calcio e con i gironi del prossimo campionato di Serie C. A tra poco. Seconda parte del nostro giornale, adesso il calcio. Sono ufficiali i gironi della prossima Serie C. Nel gruppo meridionale ci sarà la Juventus Next Generation. Per il mercato invece in casa Catania, dopo Carpani, in arrivo il portiere Adamonis. Sentiamo Marco Carli. La Juventus Next Gen è la squadra inserita nel girone meridionale della Serie C. Il sorteggio ha stabilito così: nelle prossime 3 stagioni ci sarà una rotazione delle 3 Under 23, dunque nel girone C ci sarà una delle altre 2 o eventuali 9 squadre B, che potranno essere un massimo di 6, 2 per girone. Ma concentriamoci su quest'anno, girone C dunque, con tutte le meridionali e i bianconeri.
Si avvicina l'apertura ufficiale del calciomercato fissata per lunedì, ma il Catania è già protagonista. Sulle pagine social del club pubblicato un video con i gol di Carpani, il primo acquisto del nuovo corso firmato Faggiano. Alcuni dei gol, tanti, 20, segnati con la Recanatese negli ultimi 2 anni, che dimostrano le qualità del giocatore. Per il Catania ci sarà anche un nuovo portiere, Adamonis, lituano, quest'anno al Perugia, di proprietà della Lazio, con trascorsi fra le Alte nella Salernitana e nel Catanzaro. In attacco il nome del momento è quello di Rescano della Triestina, con un passato nel Pescara e anche in Sicilia, alla Leonzio. In casa Messina, sancito ufficialmente il vincolo con Modica, la prossima settimana si dovrebbe capire se ci saranno novità a livello dirigenziale con l'ingresso di nuovi azionisti di maggioranza, da lì dipenderà tutto il resto. In casa Trapani c'è ottimismo, abbiamo già l'80% della squadra fatta, svela l'allenatore Torrisi. Alcuni nomi noti come quelli di Fall, di cui vediamo alcuni gol con la Gian Erminio, Kingudo e Seculin, sono ottime basi di partenza. E questo era il nostro ultimo servizio che chiude questa edizione del TG Sicilia. Grazie per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di serata.